Non ce l'ha fatta Simone Glorioso, il 17enne rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto 3 giorni fa in Viale Regione Siciliana a Palermo, che è costato la vita anche a Michelangelo Aruta, 22 anni, morto sul colpo. Glorioso, ferito gravemente, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa ed è rimasto sotto osservazione nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia. I 2 giovani la mattina del 24 dicembre sono volati con la Smart dal viadotto nei pressi di Viale Lazio. Michelangelo Aruta è stato sbalzato fuori dalla vettura e poi travolto, pare, da un furgone che trasportava giornali. Il conducente del mezzo non si è accorto di nulla, ha notato solo successivamente tracce di sangue. L'autista è stato ascoltato dagli agenti della polizia municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. È stato accertato che il giovane alla guida era sobrio e il tasso alcolemico era nella norma. Al suo fianco c'era Simone Glorioso, giovanissima promessa del pugilato. Nella categoria 57 kg era stato recentemente convocato in nazionale per un allenamento al centro sportivo dell'Esercito a Roma. L'anno prima, nella categoria 54 kg, aveva conquistato il titolo italiano. Si torna a sparare a Catania per un episodio forse legato al tentativo maldestro di rubare un'auto. Un agguato in piena regola, per fortuna senza feriti, si è verificato questa mattina sul viale Bummacaro nel popoloso quartiere di Librino. Erano da poco passate le 5:30 quando una Fiat Panda è stata avvicinata da un'altra Panda a bordo della quale si trovavano 3 persone. Una di queste è scesa dall'utilitaria e ha iniziato ad esplodere diversi colpi d'arma da fuoco che hanno raggiunto la fiancata dell'auto. Il bersaglio della sparatoria ha cercato di sottrarsi ai colpi andando a speronare l'auto degli aggressori per poi provare ad inseguirli a piedi. Un'azione che ha messo in fuga gli assalitori che non si aspettavano una simile quanto temeraria reazione. Sulla vicenda indaga la polizia che ha già acquisito e visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza di una farmacia davanti alla quale si è consumata l'azione armata. Secondo gli investigatori il gruppetto è entrato in azione nel tentativo di rubare l'auto ad un operatore ecologico che non si è perso d'animo mettendo in fuga i malviventi. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la polizia scientifica, indaga la squadra mobile che ha già raccolto la testimonianza della vittima. Un intero quartiere, il CEP di Palermo, si ferma per dare l'ultimo saluto a Lino Celesia, il giovane di 22 anni ucciso nella discoteca Notre di via Pasquale Calvi. Stamattina il funerale, ufficiato in forma privata per ordine del questore nel cimitero Sant'Orsola dal parroco Don Salvatore Petralia della parrocchia di San Giovanni Apostolo, davanti ai familiari. Ieri sera amici e conoscenti del giovane si sono riuniti sotto casa per celebrare un rito laico con fuochi d'artificio e musica. Sull'omicidio continuano a emergere nuovi e inquietanti particolari. Da un video esaminato nelle ultime ore emergerebbe un audio che inchioda il minorenne il cui fermo è stato convalidato nelle scorse ore. Al culmine di una lite si sentirebbe qualcuno pronunciare il nome del 17enne nell'inutile tentativo di fermarlo, poi si sentirebbero distintamente i 2 colpi di pistola. Nelle carte del GIP, invece, emerge, si legge, una situazione allarmante di fronte a una vicenda circondata da un atteggiamento di radicale omertà. Perché il GIP Castiglia usa questi termini? Innanzitutto perché dalla discoteca in cui sono avvenuti i fatti non c'è stata alcuna collaborazione. Nessuno ha aperto il locale, negando persino che quella sera fosse accaduto qualcosa di rilevante. La scena del crimine è stata immediatamente ripulita. Gli agenti intervenuti nella loro relazione scrivono che il luogo dove era stato colpito Celesia è stato lavato perché si avvertiva forte odore di detergente e si notava il suolo bagnato, nonostante in giro ci fossero ancora numerose tracce di sangue. E ancora ha dell'incredibile, secondo il giudice, la versione del buttafuori addetto alla sicurezza proprio di quel punto della discoteca, che dice che dopo aver saputo della sparatoria è andato a casa come se nulla fosse successo. Benvenuti ai Caraibi, anzi no, in Sicilia. Qui siamo a Catania e le feste di quest'anno sono all'insegna del bel tempo, delle temperature miti, tipicamente primaverili, e dei bagni a mare, come a San Giovanni Licuti. Io ogni anno ho questa abitudine di fare un tuffetto. Io non abito più qui, vivo a Milano, quindi quelle poche volte che vengo giù approfitto per fare un bagno anche se è dicembre. I cappotti rimangono in mano, non indosso. Io sto al nord, veramente fa caldo, sembra primavera. La Sicilia non ha niente a che invidiare ai Caraibi, è bellissima. Anche per questi turisti spagnoli niente cappotto. Veníamos con abrigos muy gordos,
Hanno preferito lasciarlo in albergo e iniziare il loro tour delle bellezze catanesi in abiti più leggeri. Il tempo è bello, sì, è bellissimo. Noi veniamo dalla Germania perché viviamo lì e non ci aspettavamo di trovare queste temperature. Sembra un paradiso. It's warm and it's good. I like it. E mentre c'è chi fa un selfie tenendo il piumino tra le gambe, c'è chi si affretta a riporlo dentro lo zaino. La neve è solo un lontano miraggio sulla cima dell'Etna, da fotografare da Piazza Duomo. E le temperature saranno ancora sopra la media stagionale fino a Capodanno. Solo con l'inizio del nuovo anno si vedranno le prime piogge, seguite dai rincari. Dal 1 gennaio aumenti in media del 30% per visitare musei, gallerie d'arte e aree archeologiche. I turisti ne approfittano ora dunque. Sono molto contenti delle temperature, delle attività da fare, sì, dell'offerta culturale. Sono in arrivo 23 nuovi treni e riduciamo il costo dei biglietti. A dichiararlo pochi giorni fa il presidente Schifani e l'assessore ai trasporti Aricò per annunciare la firma del nuovo contratto di servizio della regione con Trenitalia. Dal 1 gennaio, ha aggiunto Aricò, il costo previsto dei biglietti subirà una riduzione del 5% e resterà invariato per i prossimi 4 anni. Peccato che la famosa riduzione sbandierata dalla regione non solo non esiste, ma dal 1 gennaio invece i biglietti dei treni subiranno un rincaro, facendo infuriare soprattutto i pendolari. Il governatore Schifani e dell'assessore Aricò parlavano di una riduzione del 5%, avendo constatato sul portale di Trenitalia che abbonamenti e biglietti in realtà non c'è nessuna riduzione, ma bensì un aumento del 5%. Guardando questa simulazione, un abbonamento da Fiumefreddo di Sicilia a Catania, andata e ritorno in seconda classe, costa 79,50 € fino al 31 dicembre 2023. L'annuale 742,80 €. Dal 1 gennaio 2024, secondo la Regione, il costo dovrebbe diminuire del 5%, invece sale a 83,50 € per l'abbonamento mensile, a 779,90 € per l'annuale. A questo si aggiunge un'ulteriore beffa. Vogliamo ricordare all'assessore Aricò che in realtà a gennaio 2023 abbiamo trovato un aumento del 10% non dovuto dall'attuale contratto e per volontà del governatore Schifani era stato previsto in finanziaria 2023 un ristoro di 3.600.000 euro per azzerare l'aumento del 10%. Siamo a fine anno, ma di questo ristoro di 3.600.000 nessun pendolare ha visto un centesimo. In attesa di rimborsi e di risposte, intanto c'è una certezza: il nuovo anno nasce sotto la stella degli aumenti, anche per i trasporti ferroviari. Iniziano i lavori nella chiesa Santa Maria del Carmelo nella frazione di Pennisi ad Acireale, uno dei luoghi simbolo del terremoto di Santo Stefano del 2018. L'edificio è stato danneggiato irreparabilmente e da allora è stato chiuso. Sul sagrato della chiesa c'è una statua che è diventata simbolo di quella drammatica notte, Sant'Egidio, che la piccola comunità ha sempre considerato il protettore dai terremoti. La statua non resse alla scossa e crollò distruggendosi al suolo. Per gli abitanti fu un segno. La Chiesa per queste comunità così piccole è un punto di aggregazione fondamentale. I lavori e i soldi che vengono spesi per le chiese non si intersecano con quelle della ricostruzione privata, sono due cose che nulla hanno a che fare tra loro. Da allora tutti si rimisero al lavoro per far sì che la piccola parrocchia non morisse. Tenerla viva significava tenere riaccese le luci su tutta la comunità. Sant'Egidio restaurato tornò al suo posto pochi mesi dopo. Tra 1 anno e mezzo invece la stessa chiesa tornerà fruibile. Sarà una bella chiesa e il progetto è stato approvato a seguito di un concorso di idee al quale hanno partecipato professionisti di rilievo. Questo perché, dovendo ricostruire, quantomeno che si ricostruisca non soltanto in maniera sicura, ma anche meglio. Oggi nel nuovo oratorio di via Cerami è stata siglata l'assegnazione e l'avvio dei lavori. L'importo, al netto del ribasso d'asta, è pari ad oltre 1,5 milioni di euro e quello complessivo dell'intervento è pari a quasi 2,5 milioni di euro. L'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento torna a denunciare il pericoloso ponte Caos sulla strada statale 640, arteria che collega il capoluogo con Porto Empedocle. Dopo la prima segnalazione agli organi competenti sono stati effettuati i lavori per la messa in sicurezza del ponte, interventi che Mare Amico giudica inadeguati.
Questo è un esempio dei lavori che fa l'ANAS. Loro si sono resi conto che questo viadotto versava in precarie condizioni. Invece di fare una manutenzione straordinaria e definitiva, hanno messo 4 puntelli, 4 stecchini per tenere su questo viadotto. Ma dovremmo parlare anche del cemento scoppiato, dei ferri fuori. Questo ponte è a serio rischio di crollo. Il ponte, che rischia di sbriciolarsi, si trova a poche centinaia di metri dalla casa che ha dato i natali a Luigi Pirandello, il drammaturgo premio Nobel per la letteratura. Si tratta di un'arteria a servizio dell'area industriale di una grande realtà turistica e portuale, quale quella di Porto Empedocle. Ogni giorno la strada è transitata da tante auto, bus e tir che trasportano anche pale eoliche. Serve dunque un intervento immediato per mettere in sicurezza il ponte e evitare possibili drammatiche conseguenze. 161 agenti a casa per ferie o permessi. Il sabato nero del traffico messinese nasce anche dalla carenza di vigili urbani nel giorno più caotico dell'anno, quello della corsa ai regali. Ma è una situazione che arriva allo stretto si registra ormai da tempo a causa della carenza di personale. Sotto Natale però è stato evidente a tutti, anche al neocomandante della Polizia Municipale Maurizio Cannavò. Sabato 23 dicembre di mattina gli agenti per strada tra servizi viabili e sezione motociclisti erano appena 9 su 56, nel pomeriggio 7 su 19. Una situazione però non limitata a quella giornata. Questa mattina, girando per le strade della città, salta all'occhio l'assenza di pattuglie di vigili urbani, anche negli incroci più delicati del traffico cittadino, di fronte al mercato Vascono e a Piazza Cairoli. 0 vigili e viabilità che ne ha risentito. Sulle difficoltà nell'organizzazione dei servizi della Polizia Municipale hanno inciso anche gli spettacoli organizzati nell'ambito delle manifestazioni natalizie, che hanno visto la necessità di dirottare molti agenti sul turno serale, quello che va dalle 19 all'1. Per il concerto di Gabri Ponte, ad esempio a Piazza Duomo, ne sono stati necessari ben 12 per la gestione della viabilità. Ma anche senza concerti le difficoltà sono evidenti. Lunedì scorso, per esempio, nel turno di mattina alla viabilità erano dedicati 14 agenti su 111, il pomeriggio 12 su 54. Gli indisponibili quel giorno erano 86, pochi, troppo pochi, e quindi il comandante Cannavò non ha potuto fare altro che chiedere la revoca delle ferie a diversi agenti per tamponare quantomeno la difficoltà di questi giorni. Quando gioca il Palermo non ci si annoia mai. Anche ieri, nel giorno di Santo Stefano e nell'ultimo match del girone d'andata dell'anno, il Palermo ha proseguito il suo trend. 3-2 contro la Cremonese, con il gol al 96esimo di Stulak che ha mandato in estasi il Barbera. Ancora una partita pirotecnica, ancora emozioni come a Parma contro il Pisa e a Como. Un copione che cambia e viene stravolto continuamente, e anche ieri è stato così. Una vittoria che permette al Palermo di agganciare proprio la Cremonese in classifica e accorciare nei confronti di Venezia e Como seconde. Al Barbera dopo pochi minuti arriva subito il vantaggio dei grigiorossi con Ghiglione e 1-0. Il Palermo però non demorde, attacca e trova immediatamente il pareggio con Nedelciauro di testa, subito parità. Ci sono occasioni, il Palermo non gioca male, ma la Cremonese quando riparte è sempre un pericolo. Così arriva la rete di Castagnetti e 2-1 per la banda di Stroppa, che nella ripresa trova anche la rete del 3-1, un colpo basso per i siciliani che però si salvano grazie al VAR, gol annullato a coda. Entrano Di Mariano e Soleri, i rosanero non demordono e così dopo l'assist di Insigne Di Francesco fa buca e 2-2. Ultimi minuti, può vincerla chiunque, all'ultimo sussulto, punizione defilata per il Palermo, Stulaz la mette in mezzo, nessuno la tocca e palla all'angolino e tripudio al Barbera. È stato bello, molto bello, è sembrato veramente di tornare indietro nel tempo e questa gioia è straordinaria e quando passi attraverso qualche sofferenza riesci a rimanere solido, equilibrato, a lavorare sodo, fai questo tipo di partita, al cospetto di un avversario veramente di grande qualità. Questo certifica che questa squadra ha dei valori morali, dal punto di vista tecnico-tattico altrettanti. Il Palermo vince, adesso guarda con ottimismo al girone di ritorno che inizierà il 13 gennaio, una sosta per rifiatare e chissà iniziare a sognare in grande. Ancora un'altra gara giocata alla pari e a viso aperto ed ancora un'altra sconfitta, ancora più dolorosa perché maturata contro una diretta concorrente per la salvezza. In Superlega si complica il cammino della Saturnia che cade 3-7-1 a Taranto e resta mestamente ultima con soli 4 punti, con i pugliesi che balzano a 9 e Cisterna addirittura a 10. Al giro di boa i castellesi sono chiamati ad un autentico miracolo sportivo come quello di battere la vice capolista Perugia che proprio sabato sarà di scena al Pala Catania
per la prima giornata del girone di ritorno. Finché c'è vita c'è speranza, recita un vecchio adagio, e il tecnico Douglas Silva cerca di tenere alto il morale della squadra, che d'ora in poi dovrà vincere tutti gli scontri diretti e strappare qualche punticino qua e là contro le big del torneo. La sconfitta di Taranto ha lasciato l'amaro in bocca, con un primo set letteralmente regalato agli avversari, 25-19, ed un secondo parziale più equilibrato, chiuso 25-23. La reazione è arrivata nel terzo set. I colpi di Massari e Buchegger hanno il merito di riaprire la contesa per chiudere il set con il punteggio di 25-17. Sul più bello però, per la Saturnia, si spegne la luce. 2 errori consecutivi di Massari ed imprecisioni nei fondamentali spianano la strada a Taranto, che archivia la pratica aggiudicandosi il quarto set con il punteggio di 25-23. Poca voglia di parlare negli spogliatoi e commento finale affidato a Piero D'Angelo, consigliere delegato dell'area tecnica della Saturnia. Troppi errori, soprattutto nei momenti decisivi, ma noi dobbiamo già guardare alla prossima partita. Ha concluso D'Angelo, la società crede ancora nella salvezza.